Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con un pizzico di Radio Chef. Apriamo questa ultima settimana a sgoccioli del mese di agosto parlando di Aria di Friuli Venezia Giulia, l'appuntamento a San Daniele del Friuli dove siamo stati anche questo fine settimana per raccontarvi tutti quelli che sono i contenuti, le curiosità di questo appuntamento dedicato al prosciutto di San Daniele DOP, ma non solo. Protagoniste infatti anche le altre eccellenze del Friuli Venezia Giulia che ci accompagneranno anche all'inizio del prossimo mese di settembre. Arriverà anche Friuli Doc molto presto e quindi siamo andati un po' a curiosare e parlare soprattutto del formaggio Montasio, un altro grande nome che insomma risuona il Friuli Venezia Giulia nei piatti e tra le ricette di tutto il mondo. L'abbiamo fatto con una piccola intervista in diretta, ma poi parleremo anche della ricetta del giorno, della polenta, con un saluto a un personaggio insomma che ci ha accompagnato proprio in tantissime di queste manifestazioni in Friuli Venezia Giulia e che ci mancherà tantissimo. Ma adesso torniamo a San Daniele del Friuli e parliamo di Montasio. Siamo Aria di Friuli Venezia Giulia qui a San Daniele del Friuli e con me c'è Nevio Toneatto, direttore tecnico proprio del consorzio del Montasio. Qui dietro a noi la bellissima Malga Montasio che voi avete portato anche qui a San Daniele come un assaggio proprio della vostra produzione. Il Montasio naturalmente è uno anche dei simboli della nostra regione. Assolutamente, se dobbiamo dire cosa rappresenta al massimo grado la nostra regione, il prosciutto di San Daniele, qui siamo a San Daniele, il vino e poi il Montasio che è l'unica DOP del nostro territorio e che rappresenta le migliaia di agricoltori, allevatori, caseifici che producono ogni giorno il prezioso Montasio, il prezioso oro giallo del nostro territorio. Prezioso e buonissimo da degustare in tutte le diverse stagionature. Assolutamente, fresco fino a 4 mesi, mezzano dopo i 4 mesi, stagionato dopo i 10 mesi e stravecchio dopo i 18 mesi. E poi avete ancora tempo per poter visitare la bellissima Malga Montasio, dove acquistare proprio i prodotti dalla fonte, praticamente da dove nascono. Sì, allora se volete avere il Montasio della Malga Montasio dovete affrettarvi perché dal 15 le vacche torneranno giù, finiranno l'alpeggio. Ci sarà ancora lo spaccio per un periodo, però ecco poi il Montasio lo potete trovare in tutti gli spacci delle latterie sparse non solo in montagna ma anche nella nostra meravigliosa pianura friulana. Assolutamente, ma sul finire dell'estate i paesaggi che trovate a Malga Montasio sono senza fiato. E anzi andate anche su YouTube perché noi abbiamo registrato un po' di puntate proprio da Malga Montasio di Radio Chef, andatevele a rivedere per scoprire tutto quello che vi aspetta lassù. Nevio, io ti ringrazio e che ne dici? Andiamo ad assaggiare una buona fetta di Montasio. Grazie a voi, grazie della vostra bellissima performance che avete fatto fare al formaggio Montasio, che è un formaggio il più buono del mondo. Assolutamente così, ciao a tutti. Salve. Benissimo, e dal formaggio Montasio invece torniamo agli utensili che ci possono servire, dal formaggio alla polenta di cui vi parleremo tra poco con Filoutensili Natisone che ci accompagna sempre in Radio Chef, ormai uno dei nostri partner insostituibili, perché ricordiamo che per avere successo nelle ricette, nei piatti, anche quelli della tradizione o perché no anche nei nostri hobby preferiti, servono sempre gli utensili giusti. E dove li trovate? Ma naturalmente da Filoutensili Natisone che vi aspetta a Primariaco in provincia di Udine e poi soprattutto con tutto quello che vi può servire per la cura artigianale del prodotto, che è elevatissima per quanto riguarda la qualità e la professionalità di diversi anni, proprio per Filoutensili Natisone, la massima precisione nelle lavorazioni e nella costruzione di ogni tipo di utensile, sia per la cucina che per l'hobbistica ma anche per l'utilizzo professionale. Si tratta di una delle migliori aziende produttrici nel nostro territorio, l'attenzione al cliente e alle sue esigenze è sempre al massimo, oltre 40 anni di attività che contraddistinguono proprio la qualità di Filoutensili Natisone. Per saperne di più e per avere anche tutte le informazioni sui loro servizi vi invito a visitare il sito filautensili.com. Invece noi veniamo alla ricetta di oggi, che è questa polenta cremosa con finferli extra vecchio. Ce l'ha inviata Elisa dalla provincia di Treviso. Che cosa vi servirà per preparare questa polenta? La ricetta si riferisce agli ingredienti per 10 persone.
acqua naturalmente quanto basta, e poi farina gialla di mais 200 grammi, olio d'oliva 10 ml circa, sale quanto basta, e poi ancora finferli trifolati 300 grammi, della panna 300 grammi, dello stravecchio 50 grammi, prezzemolo tritato 10 grammi, latte quanto basta e degli ciuffoli insomma di prezzemolo e del pepe. Allora prepariamo quindi la nostra polenta versando la farina in acqua salata e oliata, cuoceremo per 40 minuti a fuoco lento, scoleremo i nostri finferli dall'olio e li triteremo, li rosoliamo nel burro in una casseruola, aggiungeremo la panna e se serve diluiremo con un po' di latte, quindi andremo a condire con sale, pepe, stravecchio e prezzemolo tritato, verseremo al centro del piatto con un cucchiaio la nostra polenta morbida in modo da formare una piccola montagna, al centro verseremo un altro cucchiaio di questi finferli cremosi, guarniremo con un ciuffetto di prezzemolo e qualche scaglia di stravecchio. Questa è la ricetta di Elisa, naturalmente si può appunto reinterpretare anche utilizzando il nostro ottimo formaggio Montasio. E chiudendo la nostra puntata e parlando proprio di polenta, vogliamo mandare un saluto, un omaggio grandissimo a Ciro, che è venuto a mancare proprio in un incidente questo fine settimana. Ciro, famoso per le sue fantastiche polente con cui abbiamo condiviso tantissime manifestazioni, ma che quest'anno insomma avevamo anche intervistato per la nostra brochure che troverete a Friuli Doc. Con lui abbiamo scoperto i segreti della sua mitica polenta, abbiamo fatto un tour nella sua bella gemona, ci ha raccontato i segreti della fonte dell'acqua da cui appunto arrivava la sua inconfondibile polenta, e quindi oggi vogliamo mandargli un grandissimo abbraccio. Oggi era proprio il giorno del suo compleanno, insomma per noi il sorriso con cui preparava le sue polente alle manifestazioni, tra le quali ricordiamo tantissime edizioni di Friuli Doc, resterà sempre nei nostri cuori. Invece noi a Un Pizzico di Radio Chef vi diamo appuntamento domani alla solita ora con altre ricette e tante curiosità. Continuate anche a scriverci, fatelo attraverso i nostri social, basta mandare un messaggio oppure inviateci un WhatsApp al 338 611 6060, anche un messaggio vocale va bene, con le vostre ricette, perché per le migliori come sempre ci saranno tantissimi omaggi e vi aspettiamo anche nelle prossime manifestazioni, in particolare a Friuli Doc, pronti per raccogliere tutte le vostre ricette e accogliervi, insomma salutarvi e ritrovarci anche dal vivo. A domani, buon proseguimento di giornata con Un Pizzico di Radio Chef. Un pizzico di